Oh ragazzi, e dove abito oggi? In un parcheggio ho avuto che abite. No, siccome volevo andare al Palaghiaccio con Alessia al Pampino, il Palaghiaccio di Feltre, ok? E avevo prepuntinato vari parcheggi, però alla fine, cos'è che siamo adesso? A dicembre, è quasi Natale. I parcheggi sono tutti liberi e noi parcheggiamo proprio di fronte al Palaghiaccio. È una piagora, ma non CP. Buongiorno ragazzo, come ti ho già spiegato ieri, se devi venire in camper c'è l'area camper letteralmente davanti al Palaghiaccio, siamo a Feltre, no? Però io ti consiglio di mettere questo parcheggetto qua, sempre di fronte al Palaghiaccio. Aspetta, capiamo se è meglio il volume dell'iPhone o della GoPro 12. E ora da dietro, quando inquadro, iPhone 14 Pro Max e GoPro, ah no, è la 11 Black, ho perso il conto, è tutto frozen. Fa stranissimo come prima impressione per chi non è abituato a girare tanto i posti di montagna, il fatto di vedere una grande città in montagna, ok? Non so, appena tocco, guarda. Bellissima Feltre, l'avevo sempre girata con molta superficialità, tipo adesso, ma ancora di più. Questo è il castello di Feltre, è stata una meta azzeccatissima, io credo, sempre per il discorso che quando non ti aspetti una cosa, poi tutto quello che ricevi, anche il poco, è tanta roba. Una città mi sta veramente piacendo moltissimo, non so se si è notato, un po' come quella volta a San Benedetto del Tronto, probabilmente per il discorso che proprio ti facevo, che quando non ti aspetti niente poi tutto è regalato, non lo so. Comunque, sintesi, amici camperisti,
parlo almeno del periodo invernale, adesso siamo a dicembre, parcheggi gratuiti ce ne sono tantissimi, non c'è nessun problema di lunghezza, diciamo, dei camper eccetera. C'è anche l'area camper è a pagamento, però ho sentito dire, o meglio ho letto, che non funzionano i servizi nel periodo invernale, una roba del genere. Scartiamolo. Fatta. Tieni il paccatocchi di pizzette, su una bella Krafen. Questo è un negozio di giochi immenso con tantissimi giochi vintage dei nostri anni. Monopoli Veneto, come dice Alessia, coi bestemmie e ombre. Simpaticissimi, guarda cosa abbiamo trovato, cosa ci hanno dato? Ce l'hanno anche regalate. Sono ancora quelle degli anni 80, le micette. Questa è una delicatezza. Occhio, occhio ragazzi, per chi proviene agli anni 80, ve le ricordate? Beh, wow, che bello, che ricordi. Sì, guarda Giacomo, ti metti degli organi così come soprammobile, un cuore, un fegato, una milza, un teschio, no? No, ma poi ispira quel bel tappeto green del coccodrillo e dell'orso, questi sono bei tappeti. Questa per te Giacomo. Ehi, guarda, Sono delle carine, ma proprio tipo guarda, guarda. un zero. Il portafiori col sedere. Non so. Cos'è? Cioè, guarda il povero Gabbiano, ha perduto la vita. E la doccia? Proprio gratis? E poi uno shampoo, bagno schiuma, al massimo muori congelato. Esatto, però gratis. È infinitissima sta città, non pensavo, l'avevo estremamente sottovalutata. Che è bravissima e anch'io devo fare le mie evolution. No, No, fallo col maschio. ma no, nel senso che io da solo le faccio. Ma fallo da maschio. Dream
vedi va più piano di Frizza con quel coso là, vedi? E pure un po' le palle a me col camper, era No, ma quello. puoi andare anche più veloce sicuramente, perché hai visto prima che ha fatto la cosa che era Ha veloce. fatto la derapata. Quasi. Ah. Nuovo accessorio per il camper, la versione portatile, non pesa niente, è tutta compatta, e però tutte le funzioni e le pedine del Monopoly completo, normale.